Pace, pace, pace a tutti quanti. Benvenuti al nostro adorarti. Ti invito ad alzarti in piedi e ti invito subito a salutare la persona che è seduta dietro di te, non quella di fianco, perché quella di fianco prima di tutto è troppo facile e poi molto probabilmente l'avrai già salutata. Allora girati dietro di te, saluta la persona dietro, la persona davanti, quella persona che ancora non hai salutato, quella persona che magari non conosci, ma che questa sera adorerà il Signore insieme a te. Amen. Io credo che questa sarà una serata di grandi cose da parte dello Spirito Santo nella vita di tutti quanti noi, e vogliamo iniziare questa serata nel modo migliore possibile per fare sì che questo avvenga nelle nostre vite. Preghiamo insieme perché lo Spirito di Dio possa riempire questa casa. Preghiamo insieme con forza perché la sua presenza possa invadere i nostri cuori. Preghiamo insieme perché Dio possa portare oggi la trasformazione che vuole nelle nostre vite, nelle nostre case, e compiere la sua volontà tra di noi, ma soprattutto in noi. Amen. Signore Gesù, siamo qua, Signore, questa sera per celebrare questo adorarti a te, e ti chiediamo, Signore, che tu possa rispondere ai clamori che ti stiamo alzando in questo momento. Rispondi, Signore, come il fuoco, come solo tu sai fare. Riempi, Signore, questo tempio, Signore, con la tua gloria. Riempi questo tempio con la tua presenza. Riempi questo tempio con il tuo sovrannaturale, Signore. Comincia con il tuo spirito ad agire tra di noi, Signore, che tu questa sera possa avere la libertà di muoverti in mezzo a noi e di trovare un terreno fertile nei nostri cuori dove piantare il tuo seme di fede, Signore. Benedici, Signore, benedici la vita di ogni persona che è già entrata o che entrerà in questa casa questa sera. Benedici te stesso. Che questa serata possa essere una grande serata di lode, una grande serata di adorazione, una grande serata in cui il tuo Spirito compierà la tua volontà in questa chiesa. Che nel nome di Gesù tu possa essere onorato e benedetto, Signore, in mezzo a noi. Che il tuo nome possa essere glorificato. Ricevi perciò la nostra migliore adorazione questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Possiamo fare un applauso ancora più forte perché Lui è degno. Quanti sono felici di essere qua oggi nella presenza del Signore. È bellissimo quando ci riuniamo qua il sabato e che questa sera noi possiamo consegnare a Dio, a colui che è degno, al nostro Signore, un'adorazione degna di un re. Che la nostra adorazione pura e sincera possa salire al suo trono questa sera. E vorrei invitarti a cantare con me che il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro, è il Redentore, Lui è grande in potenza, Lui è Dio.
Luce nel buio tu sei e vita, vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Dichiara il nostro che è grande, il nostro che è forte, che è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio. Il nostro che è grande, il nostro che è forte, che è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza sei Dio, sei Dio. Tu sei Dio. Tutti insieme grande potenza, grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è luce nel buio tu sei, e vita nel lutto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro che è grande, il nostro che è forte, che è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza. Il nostro che è grande, il nostro che è forte, che è al di sopra di ogni altro, il Redentore. Che è al di sopra di ogni, il Redentore, sei Dio, sei Dio. Il nostro che è grande, il nostro che è forte, che è al di sopra di ogni, il Redentore. Così, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, 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 chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, 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 chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Più forte se Dio è per noi, 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 chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Il nostro che è grande, e è al di sopra, il Redentore, sei Dio. Il nostro che è grande, il nostro che è forte, è al di sopra di ogni, il Redentore. Tu sei Dio. Il nostro che è grande, il nostro che è forte, è al di sopra di ogni, il Redentore. Sei Dio, sei Dio.
Glorifica il nome di Gesù più forte, più forte. Alleluia. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è unico, il nostro Dio è forte. Lui è al di sopra di ogni altro nome. Amém? A Bíblia dice che ogni ginocchio si piegherà al nome del nostro Signore. Ogni ginocchio si piegherà. Ogni ginocchio si piegherà. E noi canteremo questa sera che ruggisca i leoni su questa nazione. Noi canteremo questa sera che si apra i cieli su questa nazione. Noi canteremo e non soltanto canteremo, noi dichiareremo che si aprano i cieli su questa nazione, che si aprano i cieli in questo luogo, che i cieli serati si aprano, che lo Spirito Santo di Dio abbia libertà di agire e di rompere ogni barriera. Tu sei con me? Noi dichiareremo questo insieme. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. È arrivato il tempo, è arrivato il tempo, è arrivato il tempo, è arrivato il tempo che noi dobbiamo aprire la nostra bocca per profetizzare quello che succederà in questa nazione. Alleluia. Santo Espírito de Deus, insieme. Sopra il trono di giustizia, in eterno regnerà il Re. Lui tornerà per governare le nazioni. Di nuovo sopra il trono. Sopra di giustizia, in eterno regnerà il Re. Lui tornerà per governare le nazioni. Dichiara insieme che ruggisca il leone di Gesù, ruggisca il leone e la sopra il trono di giustizia, in eterno regnerà il Re. Lui ritornerà per governare le nazioni. Mio amore, ruggisca il leone e la terra trema davanti alla di Gesù. Ruggisca il leone e la terra trema davanti alla di Gesù. Ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Ruggisca il leone e la terra trema davanti alla di Gesù. Discendenti di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. I discendenti di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. Con forza!
il discendente di Davide, l'uomo più importante. Lui ama la giustizia e odia la iniquità. Il discendente di Davide, l'uomo più importante. Lui ama la giustizia e odia la iniquità. I discendenti, l'uomo più, lui ama la giustizia e odia la iniquità. I discendenti di Davide, lui ama la giustizia e odia la iniquità. E ruggisca il leone davanti alla di Gesù, ruggisca il leone e la terra davanti alla maestà di Gesù. Ci prepariamo per dichiarare che si aprono i cieli, venga il tuo regno. Con le mani che si apra, venga il. Noi crediamo in te. Dichiari più forti che si apra il cielo, venga il tuo regno. Noi crediamo in te. Che si apra il cielo, noi crediamo in te. Grande Dio, sì. Noi crediamo in te. Grande Dio, che cielo, che cielo. Si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Ancora una volta. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il
il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Ancora una volta. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore. In te c'è la nostra speranza, grande Dio. Noi vogliamo dichiarare, Signore, che i cieli si apriranno in questo luogo, che a tua presenza fluirà in mezzo a noi. E sai una cosa che rompe i cieli? Quando noi cominciamo a gridare adorazione al Signore, quando noi cominciamo a dichiarare santo, 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 santo è il nome del Signore. Io ti invito in questo momento a dichiarare in una sola voce: santo, 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 santo. Gli angeli cantano santo e noi vogliamo cantare santo a te, Signore. Noi vogliamo rompere i cieli questa sera. Noi vogliamo creare un ambiente propizio per adorazione in questo luogo. Noi non vogliamo rimanere fermi, noi non vogliamo rimanere zitti nel nostro posto, ma noi vogliamo dichiarare a te la tua santità, l'onore che è dovuto a te. Padre, noi siamo venuti qua, Signore, per adorare il tuo nome, Signore. Noi siamo venuti qua, Signore, per rompere barriere in questa nazione. Forse tu non capisci il potere che c'è nella tua adorazione, ma quando noi adoriamo, noi muoviamo l'ambiente, noi muoviamo il cielo e la santità del Signore. E quando noi adoriamo la santità del Signore, quando noi adoriamo a Dio con tutto il nostro cuore, questo comincia a muovere i cieli, comincia a muovere i cieli. E noi vorremmo dichiarare questa sera: santo, 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 santo. Le generazioni arrese in lode, cantando una canzone all'agnello. Quelli che credono, Cantando una canzone all'agnello. Tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. Pare, I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano: Santo, Santo, esaltato sei. Santo per sempre. Che è stato perdonato e redento, canta una canzone all'agnello. Colui che è libero e porta il suo nome, canto una canzone all'agnello. E per sempre canteremo amen. E gli angeli clamano: Santo, tutta la creazione
creazione. Santo, esaltato sei, santo. Il tuo popolo canta, santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Tutti insieme il tuo nome. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Ancora una volta dichiara che il suo nome è il più alto. È al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione dichiara esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta, santo, sia re dei re, santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Santo, santo per sempre. Santo, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Entra ancora sempre Sarai, santo, santo per sempre. sempre santo, 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 tu sei santo, tu sei santo. Per sempre sarai
momento. Chiudi i tuoi occhi. Chiudi i tuoi occhi mentre la lode suona. Chiudi i tuoi occhi. Spirito Santo. E ti adoriamo Gesù. E ti adoriamo il tuo nome. E ti adoriamo Gesù. Ti adoriamo il tuo nome. Ti adoriamo il tuo nome. Ti adoriamo il tuo nome, Gesù. Spirito. Tuo nome è al di sopra di tutto, i troni e i domini, Governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è, il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è Gesù. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Ancora una volta il tuo nome. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano, Santo, tutta la creazione, Santo, esaltato sei, Santo, Santo. Il tuo popolo canta, Santo, sia Re dei Re. Santo, Santo per sempre. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Amen.
Possiamo fare un applauso più forte al nostro Signore, colui che è santo, 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 Signore Salvatore delle nostre vite, ancora più forte. Abbiamo forza di battere le mani con più vigore, con più ardore per il nostro Salvatore, o no? Amen. Possiamo accendere le luci. Stiamo passando al ministero della parola, ma prima vogliamo presentare i nostri visitanti di questa sera. Allora sono qua con noi William, là dietro, insieme a, scusate se pronuncio male, Sonali, giusto? Samara e Levi. C'è anche Franco, che abbiamo già conosciuto, però, vero Franco? E Alessandra e João, sempre lì dietro. Cosa può dire la Chiesa a tutti quanti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Se qualcuno vicino a loro può alzarsi, può dargli un abbraccio, dargli una parola di benedizione, farli sentire parte di questo uno in Cristo che noi siamo. Per tutti quanti voi il nostro desiderio sempre è che possiate uscire di qua con un po' di questa presenza di Dio, con un po' di questo Spirito Santo che ci fa compagnia questa sera. Amen. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, in questo momento, Signore, ti chiediamo grazia, ti chiediamo misericordia, Signore, per essere raggiunti dalla tua parola. Che questa sera, Signore, ogni tua parola possa non cadere in mezzo a noi e ritornare a te senza compiere ciò che tu desideri nelle nostre vite. Cambia, Signore, i nostri cuori, trasformaci, Signore, come un vasaio, nei migliori vasi, Signore, per compiere la tua chiamata affinché il tuo regno possa progredire su questa terra. Benedici, Signore, ognuno che è qua presente. Toccaci, Signore, come tu vuoi, Signore. Chi deve raggiungerti per la prima volta o chi già fa parte della tua famiglia, Signore, ma deve ricevere più forza da te, che questa sera possa non uscire qua come è entrato. Nel nome di Gesù, Padre, per questo noi ti preghiamo e già ti ringraziamo per l'opera sovrannaturale che hai già cominciato in questo culto. Amen. Amen. Allora, tu che hai portato la tua Bibbia, il presbitero Giacomo ha predicato la settimana scorsa esortandoci a portare in chiesa le Bibbie. Quindi so che questa sera sarete in tantissimi con la vostra Bibbia cartacea, versione di carta 1950. Ma è un buon costume, fratelli, che andiamo in chiesa con le Bibbie, è un buon costume. Io non sono contro le Bibbie telefoniche, assolutamente. È la stessa Bibbia di questa qua, uguale, identica, non cambia niente. Grazie mille. È più comoda, è più piccola, è più maneggevole. Però non ci si può scrivere niente sopra solitamente. Per questo io credo che venire in chiesa con delle Bibbie cartacee sia bello, perché possiamo scriverci sopra qualche parola che magari Dio sussurra ai nostri cuori durante i nostri adorarti, queste celebrazioni, durante la parola. Dio può darci parole rivelatorie, può darci parole di conforto che, chi lo sa, magari se non ce le scriviamo tra una settimana ci dimentichiamo, ma se ce le scriviamo tutte le volte che torneremo su quel versetto ci ricorderemo di come Dio un giorno ci ha confortato, ci ha dato forza, ci ha dato speranza, e quella speranza si rinnoverà anche in futuro. Quindi è una buona cosa venire in chiesa con le vostre Bibbie di carta, ma come ho detto non sono contrario alle Bibbie telefoniche. Se le Bibbie telefoniche fossero eretiche, anche le Bibbie di carta lo sarebbero. Dovremmo venire tutti quanti in chiesa con i rotoloni di pergamena che avevano nell'anno 0, no? Con tutto l'Antico Testamento scritto sopra.
Allora, se avete le Bibbie vi chiedo di aprirle nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, nel capitolo 4. Oggi noi andremo a vedere tutto il capitolo 4, quindi leggeremo la bellezza di 22 versetti, che per qualcuno potrebbe essere potrebbero fargli il solletico 22 versetti, ma qualcuno potrebbe dire: caspita, non leggo 22 versetti tutti insieme da 20 anni. Spero di no, spero che non ci sia nessuno che possa dire questo. Allora, la seconda lettera di Paolo a Timoteo, per chi non lo sapesse, è qualcosa di meraviglioso. Io in questi anni da pastore mi sono innamorato come non mai di questa lettera. Per me, oggi come oggi, io lo definisco il mio libro preferito della Bibbia, perché c'è una quantità di insegnamenti, di istruzioni, di rivelazioni che veramente toccano il cuore e aprono i nostri occhi spirituali verso la nostra chiamata cristiana. E la chiamata cristiana non è soltanto per i pastori o per chi sale sul pulpito, ma la chiamata che Gesù ha è per tutti quanti noi, no? Come sono solito ripetere proprio in questa lettera, seconda Timoteo 1,9, c'è un versetto che lascia molto chiaro questo: Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata. E quindi la chiamata è per tutti coloro che sono stati un tempo salvati. Non è soltanto per chi ha un ministero, per chi è il leader di un dipartimento, per il leader dei nostri culti in casa. No, per tutti quanti noi è questa chiamata. Tutti noi siamo chiamati da Gesù e questo libro in particolare ci offre una quantità di rivelazioni incredibili per vivere appieno la nostra chiamata. E questa lettera però non è semplicemente una lettera in cui Paolo dà queste indicazioni. Questa lettera, pensate, è l'ultimo documento scritto dell'Apostolo Paolo. Qua in queste parole di seconda Timoteo abbiamo le ultime parole di Paolo, quelle che lui ha detto prima di morire, pochi mesi, giorni, chissà quanto tempo prima di morire. E per questo sono un cimelio forse ancora più importante per noi cristiani. E oggi noi andremo a vedere tutto questo capitolo 4 di questa lettera, che è l'ultimo capitolo scritto dall'Apostolo Paolo nella sua vita, per quanto noi ne sappiamo. Ma voglio iniziare questa predica facendovi una domanda. Se si può mettere anche il banner qua di questa sera. Tu vuoi questo Vangelo? È una domanda che oggi lo Spirito Santo ci rivolge. Ha rivolto a me in questi giorni e questa sera la rivolge a tutti quanti noi. Tu vuoi questo Vangelo? Tu vuoi vivere veramente questo Vangelo? Ero un po' indeciso se predicare questa parola finché lo Spirito Santo me la ministrava nel cuore, perché ho pensato: Dio, se veramente io predico questa parola, ho paura che ci siano persone che oggi sono qua dentro, che questa sera usciranno da quella porta e non le rivedremo mai più. Ma nonostante questo penso che, siccome Dio non mi ha dato altre parole, deve essere questa quella da portarvi, e spero che ognuno di noi possa discernere il perché Dio oggi ci rivolge questa parola. Tu vuoi questo Vangelo? Perché questa domanda? Perché ci sono al giorno d'oggi purtroppo una infinità di Vangeli che vengono predicati. E non sto parlando di Vangeli di altre religioni, sto parlando di Vangeli legati alla Bibbia. Ma sono la maggior parte tutte interpretazioni in cui la Bibbia stessa viene distorta. Il significato della Bibbia viene distorto. C'è quel Vangelo che ci dice che Dio è un padre che ci ama così tanto che non ci metterebbe mai alla prova.
Ma questo non è assolutamente vero. Mi ricordo e penso che alcuni di noi che erano in chiesa più di 10 anni fa si ricordano che una volta è stato chiamato a predicare un ragazzo e ha portato una parola in cui appunto predicava questo, che Dio ti ama così tanto che non ti metterà mai alla prova. Come potrebbe Dio, un padre così buono, così amorevole, metterti alla prova? Mi ricordo che alla fine di questa predica il pastore che c'era a quel tempo in chiesa prese quel ragazzo, lo portò nella sala pastorale e gli disse: adesso spiegami la vita di Giobbe, se tu dici che Dio non ci mette mai alla prova. Certo, Dio è un Dio che ci mette alla prova, e coloro che predicano questi Vangeli, che predicano queste correnti teologiche, spesso le predicano per darci un Vangelo facile, per darci un Vangelo che piace a tutti. Quanti di noi vorrebbero seguire un Dio che mai ci proverebbe, che ci dà tutto quello che vogliamo, che la nostra vita è bellissima perché abbiamo questo Dio e non abbiamo mai niente da temere? Tutti noi vorremmo, no? Purtroppo questi Vangeli spesso vengono riempiti magari per riempire chiese, per piacere alla gente, ma non è questo il Vangelo che Gesù ci ha dato. C'è il più conosciuto, no? Al giorno d'oggi, il Vangelo della prosperità, in cui dicono che Dio vuole che noi siamo infinitamente, immensamente prosperi, ricchissimi, e Dio non è che non vuole che noi ci arricchiamo, non è questo, ma soltanto che in queste correnti di pensiero spesso i pastori, i leader spirituali dicono: se tu dai a Dio e quindi alla Chiesa 1.000 euro, presto te ne torneranno il triplo, il quadruplo, perché Dio vuole che tu sia prospero. Se tu dai la tua macchina alla Chiesa, te ne arriverà una più bella, più grande, con tutti gli optional. Ma non è questo il Vangelo che Gesù ci ha dato. E non sto mettendo in discussione tutti i principi biblici di offerte, di primizie, di decime. Sono tutti principi biblici più che veri, nei quali io credo e che noi crediamo in questa Chiesa. La Bibbia stessa ci dice in Malachia 3,10, no? Come forse molti di voi si ricorderanno, quando portavamo ancora la parola delle decime: portate oggi tutte le decime alla casa del tesoro e vedrete se io non aprirò le cataratte del cielo, le finestre del cielo, le cascate, e non riverserò su di voi così tante benedizioni che non saprete più dove riporle. Ci sono questi principi, ma le benedizioni che Dio ha da darci non per forza sono il triplo dei soldi che noi portiamo o la macchina full optional. Dio sa quali sono le nostre necessità. Forse tu non hai bisogno del triplo dei soldi, forse tu hai bisogno di riguadagnare tuo figlio, tua figlia per Cristo, e Dio ti dà questa opportunità. Forse tu hai bisogno di risolvere qualche problema nel posto di lavoro e Dio ti offre questa possibilità di risolvere questo problema. Insomma, Dio sa di cos'è che noi necessitiamo e nel suo tempo Lui ci darà la sua ricompensa. Quindi non sto dicendo che questi principi siano sbagliati, ma il modo in cui certi correnti teologiche, in cui certi Vangeli predicano queste dottrine, li rendono assolutamente antibiblici e molto nocivi. Ci sono tanti Vangeli che vengono predicati. Una volta una persona è venuta da me e ha detto: io voglio uscire dalla chiesa che sto frequentando, voglio venire nella vostra chiesa, perché in quella chiesa là non si può fare questo, non si può fare questo, non si può fare questo. E non è così, ha detto, ha aggiunto per testimoniare biblicamente di questa sua decisione. Non è così, perché nella lettera di Giacomo c'è scritto che noi viviamo nella legge della libertà, quindi noi possiamo fare quello che vogliamo, no? E ci sono correnti teologiche che predicano questo Vangelo, il Vangelo della libertà. E è vero, Giacomo ci dice che noi viviamo sotto la legge della libertà. Gesù stesso ci dice che noi viviamo nella libertà. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se dunque il Figlio dell'uomo vi libererà, voi sarete veramente liberi. La Bibbia ci dice che noi viviamo nella libertà, ma non è la libertà di fare quello che vogliamo. È la libertà dalla schiavitù del peccato che ci sta parlando la Bibbia.
Ci sono purtroppo molti Vangeli che vengono predicati oggi, ma il Vangelo, quello vero, è uno solo. E è il Vangelo della croce. E il Vangelo della croce non può essere un Vangelo tutto rosa e fiori, proprio per il nome che ha, il Vangelo della croce, no? Non è certo il nome più divertente che gli si potrebbe dare, ma è il nome che forse meglio rispecchia che cos'è il Vangelo di Cristo, perché non c'è il Vangelo di Cristo senza sacrificio. Non c'è il Vangelo di Cristo senza sofferenza. E questo è il vero Vangelo. È il Vangelo in cui noi crediamo, è il Vangelo che noi predichiamo ed è anche l'unico Vangelo che ci può portare nel regno dei cieli. Amen. Posso sentire un amen? È l'unico Vangelo che ci può portare nel regno dei cieli. Credi questo? Amen. O credi che il Vangelo della prosperità ti può portare nel regno dei cieli? Amen. E Gesù non ci ha mai mentito sulla difficoltà di seguire questo Vangelo, no? Lui stesso ci ha dato vari insegnamenti dicendoci che per seguirlo bisogna fare questi sacrifici. Gesù ci dice: nel mondo avrete tribolazioni. Gesù ci dice le volpi, gli uccelli hanno un posto dove riposare, ma il figlio dell'uomo non ha dove riposare la sua testa, non ha dove riposare. E così anche coloro che seguono il figlio dell'uomo non hanno dove riposare. Gesù ci dice: avete sentito che chi commette adulterio sta facendo peccato, ma io vi dico che soltanto se guardate una donna o un uomo per desiderarlo, già state commettendo adulterio. Avete sentito dire: amate i vostri amici, odiate i vostri nemici, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano. Insomma, Gesù non ci ha mai nascosto che questo Vangelo della croce è un Vangelo di sacrificio, è un Vangelo di sofferenze, non è un Vangelo facile da vivere. È come l'autovelox, no? Quando noi andiamo per strada, quell'autovelox che ci fa la multa se andiamo troppo veloci, è sempre segnalato qualche metro prima, no? Voi vedete il disegnino con la figura del poliziotto e dopo 100-200 metri c'è l'autovelox, ma c'è sempre segnalato prima. E così anche Gesù ha voluto segnalarci questi pericoli che potevamo trovare se noi volevamo seguirlo. E c'è un'altra persona a cui proprio Gesù ha voluto segnalare questi pericoli, è l'Apostolo Paolo. Se vi ricordate, quando Paolo ha ricevuto la sua conversione, no? Ha vissuto la sua conversione, lui stava andando a Damasco per mettere in catene tutti i cristiani. Gesù gli apparve sulla strada di Damasco, Paolo rimane cieco per un po' di giorni e in quel tempo in cui è cieco si converte e Gesù appare a un certo Anania e gli dice: Anania, tu adesso devi andare da Paolo, gli imponi le mani e così lui viene curato da questa cecità. E Anania dice: ma Gesù, sei sicuro che proprio io devo andare da Paolo? Paolo è venuto per mettere in prigione me, sei sicuro che devo andarci proprio io? E Gesù gli risponde: certo che devi andare te, perché io ho scelto Paolo come strumento per predicare il Vangelo in mezzo a re, in mezzo a governatori e a tutto Israele. Ma non solo questo, io gli mostrerò tutto quello che dovrà soffrire per il mio nome. E se c'è una persona che veramente ha sofferto per il nome di Cristo, per il Vangelo di Cristo, quello è proprio l'Apostolo Paolo. E in questo ultimo capitolo di Seconda Timoteo noi vediamo questa grande sofferenza. Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 1. Paolo dice così al suo amato Timoteo: ti scongiuro, Timoteo, davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e in ogni occasione sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e di pazienza. Paolo inizia così quest'ultimo capitolo a Timoteo, dicendogli quello che
gli aveva già detto un sacco di volte, sia nella prima che nella seconda lettera: Timoteo, predica il Vangelo. Questo è quello che tu come prima cosa devi fare. Quando? Sempre. Dove? Ovunque, in ogni situazione, Timoteo, favorevole e in ogni situazione sfavorevole. Sempre, non fermarti di predicare il Vangelo. Fratelli, io amo predicare. Io passo, Andrea lo sa, Andrea dà fastidio perché per me il sabato è un giorno sacro. Io il sabato sembra che non posso fare niente, perché io il sabato devo predicare. E passo tutto il giorno con questa ansietà, con questo timore per la serata, no? Mi sembra che qualsiasi cosa che devo fare è una cosa che mi toglierebbe tempo a studiare, a pregare, soprattutto i lavori di casa. Non è qualcuno potrebbe dire che è una scusa, ma in realtà non è vero, faccio sempre i lavori di casa il sabato. Ma per me il sabato è un giorno bellissimo, ma come è bellissimo, mi mette un'ansietà incredibile. Però quei giorni in cui il sabato io non predico, perché magari c'è qualcun altro che predica, io sono tristissimo. Veramente, ho una tristezza addosso. Dico, come mai ho chiamato Giacomo a predicare oggi? Avrei voluto predicare io. Come mai ho chiamato Gilson oggi a predicare? Adesso devo stare qua, non so cosa fare. Io il sabato pomeriggio, se non devo predicare, non so cosa fare. Non ho questa ansietà, non sono abituato. Predicare è bellissimo, ma qua Paolo non sta parlando di un semplice predicare. Qua Paolo sta dicendo di predicare sempre, di predicare ovunque, non soltanto nelle situazioni favorevoli, perché, fratelli, vi assicuro, è facile predicare su un pulpito. Io ho vergogna, tantissima vergogna, ma su un pulpito è facile predicare. Perché? Perché tutti quanti voi sapete che io sto portando la parola di Dio e tutti quanti voi siete venuti qua per questo probabilmente. Ma predicare dove la situazione non è favorevole non è così facile. Se oggi dovessimo dire andiamo in piazza Bra a predicare, così dal nulla, senza che nessuno lo sappia, tu predicheresti in mezzo a centinaia di persone che non hanno nessun interesse di ascoltare la parola di Dio. Non è facile. Però Paolo è questo che sta dicendo a Timoteo: predica sempre, dovunque. Forse per te predicare nella tua casa non è facile, perché magari i tuoi parenti non sono cristiani. Ma Paolo oggi ti dice: predica ovunque. Non è soltanto nella situazione favorevole che devi predicare, anzi ancora di più è in quella situazione in cui nessuno crede. A cosa serve predicare? A chi già crede. Ok, aumentiamo la fede, ci prepariamo per poi compiere l'opera di Dio, ma se la parola di Dio è ciò che crea la fede dentro di noi dobbiamo predicare a chi non ha fede. E questo Paolo ci sta dicendo: predica sempre, in ogni situazione. Sì, predica nella situazione favorevole, ma predica soprattutto in quella sfavorevole. Finché stavo preparando questa parola, leggendo questo versetto, mi è venuta in mente una testimonianza che mi aveva veramente toccato il cuore, che aveva raccontato diversi mesi fa la nostra sorella Sonia, diaconessa Sonia, che oggi è in missione, la prima missionaria che abbiamo inviato come chiesa. Ci aveva raccontato di un certo Jim Elliot, un missionario che aveva segnato la vita di questa nostra sorella Sonia. Questo Jim Elliot, magari qualcuno di voi se lo ricorderà, era un ragazzo molto giovane che aveva cominciato ad avere questo cuore per missioni. Il suo cuore bruciava per missioni, ha cominciato a fare missioni in vari paesi, finché un giorno, lui aveva più o meno quel giorno sui 25 anni, quindi molto giovane. Quel giorno sentì parlare di una tribù in Ecuador. Non mi ricordo il nome di questa tribù, ma era una tribù molto pericolosa, molto violenta. Non erano assolutamente cristiani, ma ancora di più, tutti coloro che cercavano di entrare in questa tribù per mettere le loro idee, loro li uccidevano. E questo Jim Elliot ha cominciato ad avere questo desiderio di dire: io vado in questa tribù, io predicherò lì il Vangelo, io convertirò tutti quanti loro, qualcosa di magnifico. Dopo 2 anni ebbe questa opportunità di andare in questo luogo, da questa tribù, a predicare il Vangelo. Andarono lui insieme a poche persone, arrivarono lì, riuscirono a farsi qualche amico all'interno di questa tribù, cominciarono a portargli beni di prima necessità, a portare doni,
erano arrivati con un aereo, qualcuno di loro avevano fatto fare anche un giro in aeroplano, qualcosa che questa tribù indigena non sapeva neanche cosa fosse un aeroplano, no? Insomma, pensavano che veramente stavano per farcela. Ma dopo pochi giorni gli indigeni arrivarono e uccisero lui e tutti quelli che erano insieme a lui. È una storia, pensavate che sarebbe finita bene, no? Pensavate che avrebbero convertito tutti, invece no. Però sapete, proprio il fatto che questa storia non è finita bene è qualcosa che mi ha bruciato dentro il cuore quella volta che l'ho sentita, nel dire c'è stato qualcuno che sapeva che avrebbe rischiato la vita. Era una situazione completamente sfavorevole, eppure lui è andato lo stesso. C'è una frase sua che è molto bella e molto conosciuta, che dice così: non è uno sciocco colui che dà ciò che non può tenere per guadagnare ciò che non può perdere. Quando noi rispondiamo alla chiamata di Dio come ha fatto questo missionario, noi non siamo sciocchi, perché noi stiamo dando qualcosa che non possiamo tenere, perché il Vangelo non è nostro. La salvezza che Dio ci ha dato non è per noi, la parola, il Vangelo che Dio ci ha dato è qualcosa che noi dobbiamo distribuire, ma quando noi lo facciamo, noi riceviamo da Dio qualcosa che non perderemo mai più, un'eternità nel regno dei cieli. Timoteo predica in ogni situazione favorevole, in ogni situazione sfavorevole, predica sempre, esorta, rimprovera, correggi. È qualcosa che noi dobbiamo fare, fratelli, è qualcosa di difficile da fare, ma questo è quello che Paolo ha detto a Timoteo, e noi siamo i Timoteo di oggi, fratelli. Noi siamo i Timoteo di oggi. Siamo noi coloro che Gesù ha chiamato per portare avanti il Vangelo. Ma quando Paolo dice a Timoteo rimprovera, correggi, non è qualcosa di facile andare a rimproverare e correggere gli altri, soprattutto magari quando gli altri sono persone vicine a te. Quanti di noi qua apprezzano quando un amico lo rimprovera? Quanti di noi qua apprezzano quando un'altra persona la corregge? Non è bello, no? Essere corretti, essere rimproverati. Ci sono persone che potrebbero dire: se quel fratello mi rimprovera io esco dalla chiesa. Eppure Paolo ci sta dicendo questo: tu hai il Vangelo della verità, io ho dato a te la conoscenza della verità, tu sai cos'è giusto e cos'è sbagliato. Allora tu devi andare da quel fratello che oggi sta sbagliando, tu devi andare da quella sorella che oggi sta andando nei cammini sbagliati e rimproverare quel fratello, correggere quella sorella. Questo è un compito che spetta ad ognuno di noi, e se non lo facciamo noi, chi lo farà? Chi lo farà? Perché Timoteo avrebbe dovuto predicare così tanto, sempre, in ogni tempo. Versetto 3: infatti verrà il tempo in cui non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Se non siamo noi, se noi non portiamo il Vangelo, se noi non predichiamo la sana dottrina, come abbiamo visto prima, ci sono oggi tantissimi Vangeli a questo mondo, e a tutti quanti piacerebbe andare dietro al Vangelo più facile, al Vangelo più bello, al Vangelo che ci dà ricompense subito, immediate, no? Per questo motivo Timoteo doveva andare a portare questo Vangelo, per questo motivo Timoteo doveva andare a predicare, per questo motivo Timoteo non poteva fermarsi, perché prima che arrivassero queste altre dottrine la fede doveva già vivere nel cuore dei molti. Per questo Paolo va avanti e dice: Timoteo, ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Avete capito quello che Paolo sta dicendo? Paolo sta dicendo: Timoteo,
forse quel fratello là della chiesa, forse quel fratello sentirà quest'altro Vangelo della prosperità e correrà dietro a questo Vangelo. Timoteo, forse quella sorella della chiesa, quella che tu stai cercando di discepolare, sentirà questo Vangelo della libertà in cui si può fare tutto senza andare in rischio a inferno o altre cose del genere. Forse lei si svierà, andrà dietro a questo Vangelo e si svierà. Forse un altro andrà dietro un altro Vangelo, forse un altro farà altre cose. Ma tu, Timoteo, dice la persona vicina a te, ma tu, Timoteo, diglielo più forte, voglio vedere che ti giri verso la persona e dici, ma tu, Timoteo. Timoteo, ma tu no. Lei si può sviare, lui può correre dietro a questo Vangelo, ma tu non puoi. Tu non puoi. Tu non puoi. Non è con Timoteo che sta parlando lo Spirito Santo questa sera, che Timoteo riposi in pace. Questa sera lo Spirito Santo sta parlando con te e ti sta dicendo, forse quello alla tua destra può cadere, forse quello alla tua sinistra si può sviare, ma tu non puoi. Tu non puoi. Tu non devi. La missione, la chiamata che Dio ti ha dato è troppo importante. Il deposito che Dio ha messo dentro di te è troppo grande. Lo Spirito Santo che Dio ha riversato su di te è troppo potente. Tu non puoi. Non puoi correre dietro a queste cose, non puoi sviarti, non puoi cercare la felicità in altri luoghi che siano lontani dal Santo dei Santi. Tu non puoi. Tu sii vigilante, perché le tentazioni di andare dall'altra parte arriveranno. Timoteo, ma tu sii vigilante. Timoteo, sopporta ogni cosa, perché andare su questa strada non è facile. Ma tu sopporta ogni cosa. Tu non puoi sviarti. L'altro può. Tu però non puoi. Versetto 6. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me ma anche a tutti coloro che avranno amato la sua apparizione. Qua Paolo non sta nascondendo niente a Timoteo, Paolo gli sta dicendo molto chiaramente: Timoteo, io sto per morire, io sto per essere offerto in libazione. Quando i sacrifici nell'Antico Testamento c'era la libazione, era l'ultima cosa che avveniva alla fine del sacrificio. Quindi questo che sta dicendo Paolo è: io sono arrivato all'ultimo sacrificio, sono arrivato alla fine della mia vita, ho fatto un sacco di sacrifici durante la mia vita, questo è l'ultimo, è la libazione, sto per morire. Ho finito la corsa, ho conservato la fede, ma alla fine di tutto questo Timoteo, Paolo al versetto 9 dà un ultimo grido a Timoteo, un'ultima richiesta a Timoteo, e al versetto 9 dice: Timoteo, cerca di venire presto da me. Io sto per morire, sta per finire tutto, ma tu cerca di venire presto da me. Vieni presto, Timoteo. E questo invito che lo Spirito Santo oggi fa non è per Timoteo, è per noi. Cerca di venire presto da me, manca poco tempo. Non è Paolo che ci sta facendo questo invito, è lo Spirito Santo che ci fa questo invito. Manca poco tempo, stiamo arrivando alla fine, alla libazione, è quasi la fine dei tempi, Gesù sta tornando. Cerca di venire presto da me. Ma Paolo fa questo invito a Timoteo per un motivo preciso.
Se oggi lo Spirito Santo fa questo invito a noi di andare presto da Lui, perché i tempi sono giunti alla fine e c'è bisogno che chi non conosce Dio va a conoscerlo, e c'è bisogno che chi si è allontanato ritorni a Lui, e c'è bisogno che chi non sta rispondendo alla chiamata inizi a rispondere alla chiamata. Paolo non sta chiamando Timoteo per questo, lo sta chiamando per un altro motivo, e Paolo nei prossimi versetti ci dice qual è questo motivo. Dice così al versetto 10: Timoteo, vieni presto, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Dema era uno dei più fedeli collaboratori di Paolo. Noi vediamo il nome di Dema in almeno altre 2 lettere e è sempre considerato uno dei più fedeli collaboratori. Ma qua Paolo sta dicendo: Dema ha amato questo mondo e mi ha abbandonato. Crescente, andate in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è rimasto con me. Prendi anche Marco e conducilo con te, perché mi è utile al ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro Ramaio mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Perché Paolo ha detto a Timoteo: Timoteo, vieni presto da me? Perché Paolo era rimasto completamente solo. Voi pensate, l'apostolo Paolo, la persona che forse più ha fatto nel Nuovo Testamento, escludendo i Vangeli, in cui Gesù è quello che ha fatto di più, la persona che ha fatto crescere la Chiesa e l'ha portata ai confini della terra, una persona che ha organizzato Chiesa, ha dato dottrine alla Chiesa, dottrine che durano fino ad oggi, una persona che ha fatto così tanto del bene, ha risuscitato morti, ha fatto miracoli, e guardate in che condizioni si è trovato. Ha dovuto scrivere una lettera a un ragazzo che abitava in Grecia e Paolo era a Roma, per farsi portare un mantello. Non c'era nessuno che fosse con lui. Il versetto che più di tutto mi ha portato a portare oggi questa parola è stato il versetto 16. Nella mia prima difesa non si è trovato nessuno al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Paolo era andato davanti al tribunale per essere giudicato, e chi lo sa, forse Paolo si aspettava, no? Da anni che servo la Chiesa, ho fondato chiese in tutto il mondo, in Africa, in Grecia, in Israele, in Italia, un po' dappertutto. Ci sarà un po' di fratelli, no? Un po' di fedeli che verranno al tribunale lì a fare un po' di caos per difendermi, no? E Paolo è entrato in questo tribunale davanti ai magistrati, ai giudici romani, con i farisei che lo accusavano. Paolo si gira e dalla sua parte non c'era assolutamente nessuno. Tutti lo avevano abbandonato. Qua ci parla di Alessandro Ramaio che dice che gli ha causato un grande male. La Bibbia non dice chi sia questo Alessandro Ramaio, ma molti teologi, commentatori biblici dicono che potrebbe essere una persona influente che aveva promesso a Paolo che l'avrebbe aiutato in questo momento, ma che invece è stato tra i suoi accusatori. Insomma, Paolo nella fine della sua vita si è trovato tradito dai suoi amici e abbandonato da tutti quanti. Se vi ricordate, non è molto diverso da quello che è successo a Gesù alla fine della sua vita. Gesù è stato tradito da chi camminava con lui, è stato abbandonato da tutti gli apostoli. Soltanto Giovanni e poche donne erano ai piedi della croce quel giorno. Paolo poteva scrivere a Timoteo qualsiasi altra cosa, poteva metterlo in guardia su qualsiasi altra cosa, no? Poteva dirgli: Timoteo, se vuoi vivere questo Vangelo, verrai messo in prigione. Io ho passato tantissimo per prigioni,
posso spiegarti come vivere, come convivere con la prigione. Timoteo, io posso insegnarti come sopravvivere a un naufragio, no? Se vuoi vivere questo Vangelo probabilmente passerai per naufragi. Ma Paolo non gli ha scritto queste cose a Timoteo, l'ha messo in guardia contro una cosa. A Timoteo, se vuoi vivere questo Vangelo, molto probabilmente tu passerai per l'abbandono. E fratelli, questa è qualcosa che chiunque vive il Vangelo probabilmente prima o poi passerà. L'abbandono di tutte quelle persone che non condividono lo stesso credo, l'abbandono di quelle persone che non capiscono la tua scelta, l'abbandono di quelle persone che magari sono anche in chiesa, fratelli della chiesa, ma che non ti stanno vicino. Nel momento in cui più di tutto avevi bisogno, come Paolo era in prigione, non c'era un momento in cui avesse più bisogno, ma Dema, il suo fidato collaboratore, nel momento in cui Paolo aveva più bisogno, ha deciso di seguire il mondo e abbandonarlo. Questo è ciò di cui Paolo mette più in allerta Timoteo: l'abbandono. Vivere il Vangelo, questo Vangelo, il Vangelo della croce, non è qualcosa di semplice da fare. E può essere che anche noi passiamo per questo abbandono. Se vuoi seguire Gesù devi essere pronto a vivere anche in solitudine. Devi essere pronto a vivere tante rinunce nella tua vita. Devi essere pronto a avere perdite nella tua vita. Perché Gesù ha detto: chi non è disposto ad abbandonare sua mamma, suo papà, i suoi fratelli, i suoi amici per amore mio, è meglio che resti a casa e che non mi segua. Se tu vuoi vivere questo Vangelo devi essere disposto a fare una vita di sacrifici. E non ti dico questo perché voglio che tu esca questa sera e non ritorni mai più. Non è questo il mio intento. Ma non era neanche l'intento di Paolo. Non è che Paolo ha detto: quasi quasi facciamo sì che Timoteo si svii. Gli scrive una bella lettera dicendo: Timoteo, tutti ti abbandoneranno. Non era questo l'intento di Paolo, il desiderio di Paolo quando scriveva questa lettera. Paolo voleva semplicemente fortificare e mettere in guardia il suo figlio amato. E così anche oggi lo Spirito Santo vuole mettere in guardia tutti quanti noi che vogliamo vivere questo Vangelo, tutti quanti noi che siamo disposti a fare delle rinunce per seguire Gesù, tutti quanti noi che non abbiamo paura di perdere ciò che non possiamo tenere per guadagnare ciò che non possiamo perdere. Paolo però va avanti dicendo una cosa molto importante. Al versetto 17 Paolo dice così: è vero, tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore però mi ha assistito. Nella versione riveduta del 2020 più chiaramente dice: ma il Signore è stato con me. Tutti ti possono abbandonare in questo viaggio, chiunque ti potrebbe abbandonare. Il tuo fratello che oggi è seduto di fianco a te un giorno potrebbe abbandonarti, ma il Signore, Lui non ti abbandonerà mai. Colui che è venuto a prenderti, colui che ti ha chiamato quella prima volta, è colui che è ancora con te e è colui che sarà con te fino alla fine. Il Signore non ti abbandonerà mai. Tutti quanti potranno abbandonarti, ma il Signore sarà al tuo lato. Il Signore sarà con te. Il Signore però mi ha assistito, mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e io sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Tu potresti dire: Paolo, è valsa la pena.
Paolo, è valsa la pena di passare per tutto questo? È valsa la pena di passare per prigioni, per naufragi? È valsa la pena di essere abbandonato da tutti i tuoi amici? Paolo ti risponderebbe: il Signore mi libererà e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. La promessa, il premio che noi abbiamo se noi decidiamo di vivere questo Vangelo ci fa capire che ne vale la pena. Qualsiasi sia la cosa che noi perdiamo su questa terra, sarà qualcosa di più grande che noi guadagneremo lassù in cielo. Non temere di perdere oggi qualcosa. Non temere di perdere oggi qualcosa. Ciò che Dio ha riservato per te è molto più grande, è molto più eterno di ciò che oggi tu potresti perdere sulla terra. Negli ultimi versetti noi troviamo le ultime 2 raccomandazioni di Paolo a Timoteo, ma prima di leggere ti chiedo di alzarti in piedi. Dice così. Sono gli ultimi saluti che fa Paolo. Paolo era solito fare i suoi saluti nelle sue lettere. Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto. Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cerca, Timoteo, di venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo, Pudente, Lino, Claudia e tutti i fratelli. Il Signore sia con il tuo spirito e la grazia sia con voi. Le ultime 2 raccomandazioni che Paolo lascia a Timoteo. Oggi lo Spirito Santo ce li lascia a noi. Cerca di venire prima dell'inverno. Io e nessuno in realtà sa se Timoteo veramente è riuscito ad arrivare da Paolo prima di quell'inverno, portandogli quel mantello, quella coperta e i libri. Ma oggi ancora una volta lo Spirito Santo parla ai nostri cuori e ci dice: vieni prima dell'inverno, vieni prima che sia tardi. Tu che ancora non sei arrivato a conoscere questo Gesù, vieni prima che sia tardi. Tu che ancora non hai provato esperienze sovrannaturali con lo Spirito Santo, vieni prima che sia tardi. I tempi sono ormai alla fine. Tutto quanto ci sta parlando di questo. E alla fine non sto dicendo che sia domani, forse sarà tra 100 anni, forse tra 1000 anni, ma una cosa è sicura: tu non vivrai 1000 anni. E chi lo sa, probabilmente neanche ancora per 100. Forse non sarà la fine per tutta la terra, forse questa generazione non vedrà il ritorno di Gesù, ma tutti quanti noi prima o poi saremo raccolti in cielo. E prima che sia arrivato questo momento, prima che sia tardi, noi siamo chiamati a fare una scelta dove vogliamo passare l'eternità. Lo Spirito Santo oggi ti dice: vieni prima che sia tardi, vieni prima che arrivi l'inverno. A te che forse ti sei allontanato dal cammino del Signore, oggi lo Spirito Santo ti dice: riconciliati con il Padre prima che sia tardi. A te che hai messo una pausa alla chiamata che Dio ti ha dato di predicare questo Vangelo sempre, in ogni momento, in ogni situazione favorevole, sfavorevole, esortando, riprendendo, correggendo, insegnando. Lo Spirito Santo ti dice: riprendi il tuo compito, riprendi a svolgere il tuo ministero, riprendi a vivere la tua chiamata prima che sia tardi. Perché forse tu ti salverai, ma ci sono miliardi di persone a questo mondo che ancora non conoscono il nome di colui che solo può dargli la vita eterna. Riprendi a compiere la tua chiamata.
l'ultima raccomandazione che Paolo dà a Timoteo è: Timoteo, io so che questa vita non è facile, so che passerai per prove, so che passerai per tentazioni, so che passerai per fratelli che ti abbandoneranno, so che passerai per momenti di depressioni, di ansietà, so che questa chiamata è il Vangelo della croce, non è nessun altro tipo di Vangelo. Il Vangelo della croce non può che portare con sé sacrificio. Ma sai come vincere tutto questo? Ricerca la grazia di Gesù Cristo, che la sua grazia sia con te, perché la sua grazia si dimostra perfetta nelle nostre debolezze. È lì che la sua potenza agisce. Quando noi pensiamo che non ce la faremo, quando tutto sembra troppo grande per noi, la sua grazia si dimostra perfetta dentro di noi. La sua grazia ci dà la forza di andare avanti. La sua grazia ci dà la forza di vincere il peccato della nostra vita. La sua grazia ci dà la forza per risollevarci. Non pensare che tu da solo potrai compiere questa chiamata. Se la grazia di Dio non è con te, nessuno può farlo. Ricerca questa grazia, Timoteo, questa sera. Ricerca questa grazia per fortificarti e vivere questo Vangelo che Gesù ti ha chiamato per predicare a tutte le nazioni. Amen. Ricerca questa grazia. Vivi questo Vangelo. Non guardare né a destra né a sinistra, perché altri potranno cadere, altri potranno sviarsi, ma tu non puoi. Quello che Dio ti ha dato da fare è troppo importante. Amen. Finché la lode loda, io voglio invitarti a mettere una mano sul tuo cuore. E non lo so se tu oggi sei quella persona che è perfetta in Cristo, che compie fedelmente il suo ministero, che non ha niente a cui essere recriminato. Se tu sei questa persona, io ti chiedo, intercedi in questo momento per gli altri intorno a te. Ma se tu oggi sei una di quelle persone che ancora non ha conosciuto questo Gesù, la sua grazia misericordiosa, il suo potere sovrannaturale, io voglio invitarti in questo momento a fare una prova di fede. Comincia a pregare Dio e a ricercare la sua presenza nel tuo cuore in questo momento. Finché la lode canta, comincia a cercare questa presenza. Se tu sei una di quelle persone che magari si è allontanata dal cammino di Cristo, io ti invito in questo momento a fare una preghiera di riconciliazione col Padre. Inizia a pregare Dio lì dal tuo posto, chiedendo: Dio, riportami a te. Dio, io voglio ritornare a vivere il sovrannaturale come lo vivevo un tempo. Io voglio ritornare a vivere quella presenza di Dio nel mio cuore. Quando mi inginocchiavo ai piedi del mio letto, iniziavo a piangere alla tua presenza. Quando lodavo, il tuo spirito cominciava a scorrere con forza dentro di me. Se tu sei una di quelle persone che semplicemente hanno smesso di rispondere alla chiamata che Gesù gli ha dato, questa sera io voglio pregare per te, perché Dio riversi una nuova unzione di potenza sulla tua vita, affinché tu possa uscire di qua consapevole che questo Vangelo non è un Vangelo facile da vivere, non è un Vangelo facile da seguire, non è una chiamata facile da intraprendere, ma che tu non puoi sviarti né a destra né a sinistra. Tu sei stato chiamato per compiere la chiamata di Dio e per essere suo testimone fino ai confini della terra. Signore Gesù, io ti prego in questa serata, Signore, per ogni persona che è qua presente, che ha ascoltato la tua parola e che questa parola ha già messo un seme nel cuore di questa persona. Signore, se ci sono persone qua questa sera che sono lontane da te, che non hanno conosciuto il tuo nome, che non hanno mai sperimentato dentro di loro la bontà del tuo spirito, della tua presenza, non hanno mai sperimentato che tu sei loro Padre, quanto tu li puoi amare, io ti chiedo che questa sera queste persone possano fare una prova di fede e che tu possa fargli sentire questa presenza sovrannaturale nel loro cuore. Padre, io ti prego per quelle persone che oggi sono qua ma che sono lontane da te,
che si sono allontanate durante gli anni, che si sono sviate ma che vogliono ritornare a te. Padre, fagli sentire i tuoi abbracci, fagli sentire quanto tu li hai chiamati a venire qua questa sera, che oggi non sono qua per caso ma sono qua perché tu li hai richiamati a te, affinché possano tornare nella tua casa come figli. Nel nome di Gesù, Signore, che queste persone possano ricevere questa sera un tuo abbraccio, che li ricordi quanto è buono restare alla tua presenza. Io ti prego per tutti coloro, Signore, che oggi sono qua ma non stanno rispondendo alla tua chiamata, che questa sera, Signore, la tua unzione si possa versare in un modo più forte su ognuno di loro, che la tua grazia venga incontro alle avversità che hanno affrontato, che li hanno fatti fermare, Signore, e che ancora troveranno, ma che attraverso di questa loro potranno vincere queste sfide. Nel nome di Gesù, Signore, vieni col tuo spirito a riempire, a investire questi cuori. Vieni col tuo spirito a rivestire, Signore, questi tuoi figli, affinché possano uscire di qua rinnovati, pronti per svolgere e adempiere il tuo ministero. Tu non ci hai chiamati, Signore, con uno spirito di debolezza, ma tu ci hai dato uno spirito di potenza per compiere la chiamata che tu ci hai dato. Ciò che tu ci hai dato è troppo grande per lasciarlo indietro, è troppo grande per non prenderlo e viverlo a pieno. È il Vangelo della croce, è il Vangelo della salvezza, e noi vogliamo uscire di qua pieni del tuo spirito per proclamare il tuo nome, Gesù Cristo, il Signore e Salvatore delle nostre anime. Nel nome di Gesù, Signore, riempici col tuo spirito, donaci la tua grazia, rendici testimoni veri e vivi del tuo Vangelo. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen. Hai visto il mio cuore rotto, hai versato il tuo oro sulle mie crepe per ricostruirmi, per darmi valore. Nei tuoi occhi non vedi macere ma pietra su pietra mi hai dato una forma migliore, e ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Hai visto il mio cuore rotto, hai che crepe, nei tuoi occhi non vedi macere ma su cui costruire, pietra su pietra mi ha dato una forma migliore, e ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me, e ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me.
che posso offrire, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. No, non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. E ora consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me.
magari ancora c'è oggi nel cuore di qualcuno, per andare ad abbracciare questo Dio, per andare a vivere questo amore, possa questa sera scomparire dai nostri cuori, che ogni barriera possa cadere, che oggi possiamo vedere persone veramente, a partire da oggi, figli e figlie riconciliati con il Padre. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore. Siamo verso la fine del nostro adorarti, l'ora già ci impone di terminare, ma dobbiamo ancora fare qualcosina. Vi chiedo se possiamo accendere le luci. Abbiamo qualche avviso da dare. Chiedo a Gilson se può raggiungerci velocemente per dare l'avviso per i nostri giovani e adolescenti. Buonasera ragazzi, pace! Siete a posto per fare il nostro Fusion Gala? No, non ho sentito. No, adesso ho sentito, questa parte di qua è più forte. Siete pronti? Come no? Ah no, non ci credo. Ragazzi, guardate il giorno 11 di ottobre, 2 settimane più o meno. Avremo qua la nostra sera di gala. Cos'è? È un incontro dove tutti devono essere vestiti elegantemente, come me, così più o meno. No, scherzo. Le donne devono essere vestite con quello vestito lungo, bellissimo, gli uomini anche con quella farfalla così, come mi ha detto lì Fabio. Ti sei, vero? Ragazzi, 5 euro. 5 euro. Ogni invitato può invitare un'altre 2 persone. Ogni giovane, ogni ragazzi avranno la possibilità di invitare altre 2 persone. Anche queste 2 persone devono pagare 5 euro. 5 euro. Una cosa importante, la iscrizione deve essere fatta oggi. Oggi. Il pagamento deve essere fatto la prossima settimana. Massimo la prossima settimana di 5 euro. Vou fare qua un spoiler, cosa avremo qua in questa sera. Avremo qua premiazione. È così che si dice, premiazione? Bravi, premiazione. Avremo qua qualche giovane che saranno indicati ai premi. Avremo 10 indicazioni, come Oscar, avete già sentito, vero? Avremo qua 10 premi, 10 indicazioni. Ogni indicazione, 3 giovani sarà indicato a questi premi. Però la risposta saprete soltanto qua nel giorno, nella nostra serata qua. Avremo 4 giudici che farà che deciderà chi vincerà. Pastor Enrico, Pastor Andrea, me e la Vanessa. Neanche la squadra dei giovani saprà chi vincerà. Va bene? Sarà una serata fantastica. Sono con tanta aspettativa. Quindi venga insieme a noi, non perdere questo tempo, perché certo avrà qua un momento di gioia, però il più importante sarà un momento di gioia nella presenza del Signore. Amen? E questo è più bello di tutto. Amen? Mi dimentico di qualcosa? No? A posto? Io ci sono. Chi ci sei? No, vai no. Grazie mille. Amen. Dio vi benedica. Applauso ai giovani, ai teens. Non sapevo di essere nella giuria, ma se vedo Gilson in camicia, per me hai già vinto te.
nostra leader del teatro ha un avviso per il teatro. Ciao, pace a tutti. Come sapete, questo è un nuovo gruppo di teatro, Miami. Dopo il pastore un giorno vi spiegherà tutto per questo, perché lui ha spiegato una cosa bellissima, però io non lo so spiegare. Ma va bene, io sono qua per invitare, perché giorno 21 di dicembre faremo una cantata di Natale. Abbiamo fatto nella Pasqua, è stato bellissimo, però adesso vogliamo fare un'altra cosa in Natale. Però abbiamo bisogno di persone. Se voi volete partecipare di questo teatro sarà bellissimo. Abbiamo bisogno di persone per ballare, per recitare, per cantare, perché abbiamo, dopo con la Gabi faremo anche un corale con tutte le voci, sarà una cosa bellissima. Se volete, dopo nel fine del culto, parlate con me, parlate con la Vanessa, fai così Vanessa? Così se volete fare le iscrizioni per partecipare, va bene? Grazie, ciao ciao. Amen. Prossimo avviso. B-Brazer, questo mercoledì 2 ottobre. Uomini. Grazie. Abbiamo il nostro B-Brazer per uomini, mercoledì 2 ottobre, questo mercoledì alle 8, qua in chiesa. Tutti gli uomini sono ovviamente invitati a venire. Chiamate anche i vostri amici, i vostri parenti, invitate qualcuno, sarà una serata speciale per noi uomini e credo che lo Spirito Santo ministrerà qualcosa di meraviglioso per le nostre vite. Amen. In teoria non ci sono altri avvisi. C'è il Fusion domenica prossima, Fusion e pre-Fusion alle 2. Pre-Fusion alle 2:30, Fusion alle 4 per giovani e teens e abbiamo finito qua. Vi chiedo di alzarvi in piedi, siamo un po' avanti con l'orario, ma non possiamo uscire dalla chiesa senza aver portato con gioia le nostre offerte, le nostre decime, le nostre primizie alla casa del Signore. Non voglio dimenticarmi che c'è la busta là dietro speciale per le offerte di missioni, come abbiamo anche detto prima, come già sapete abbiamo inviato la prima missionaria della Chiesa in missione che non vedremo più fino a novembre, perché lei sta per partire per un viaggio missionario in Kurdistan, in un paese molto, molto a rischio per il Vangelo, ma in nome di Gesù il suo arrivo in questo paese io credo che potrà fare una grande differenza. Quindi se volete partecipare, sostenere la nostra sorella Sonia, potete prendere la busta di missioni e fare in questo modo la vostra offerta che sarà separata per la missione. Amen. Facciamo una preghiera. Tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, puoi venire a portarla qua, in teoria sì, oppure c'è la nostra sorella Geula là dietro con il posto che vuoi fare la tua offerta in questo modo, col bancomat, eccetera, eccetera. Signore Gesù, in questo momento ti preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte, per le primizie che oggi portiamo alla tua casa, che possano, Signore, essere consacrate a te attraverso questa preghiera. Ti chiediamo, Signore, che tu riceva queste offerte come una forma di adorazione che oggi portiamo a te, e ti chiedo, Padre, che tutto quello che entrerà oggi nella tua casa possa essere usato al meglio per la tua opera, affinché, Signore, quest'opera possa continuare a prosperare, a raggiungere anime che hanno bisogno di sentire il tuo nome e ricevere la tua salvezza. Nel nome di Gesù, Signore, benedici queste offerte affinché possano salire a te come la nostra migliore adorazione. Amen.
siamo verso la fine della nostra serata, del nostro adorarti. Prima di ricevere la benedizione apostolica vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a tutti coloro che hanno compiuto gli anni nell'ultima settimana. Oggi, vieni qua Franco che ti facciamo gli auguri. Qualcun altro che ha compiuto gli anni? Nessuno? Allora possiamo stendere le nostre mani verso Franco, verso Benjamin, per fargli gli auguri di buon compleanno, per desiderare il meglio di Dio su di loro per questo nuovo anno. Signore Gesù, in questo momento, Signore, mettiamo davanti a Te questo nuovo anno di questi Tuoi 2 figli, di Franco e di Benjamin, Signore. Ti chiedo, Signore, di benedire questo nuovo anno, benedici le loro vite, Signore, con il meglio che Tu puoi dargli, Signore, dal cielo. Sappiamo che hai preparato qualcosa di meraviglioso, di grandioso nelle loro vite. Per questo, attraverso questa preghiera, Signore, noi Ti chiediamo, benedicile, Signore, con il Tuo amore, con la Tua gioia, con l'allegria che viene da Te, con pace, con salute, Signore, con tutto il meglio che Tu hai da offrirgli. Per questo noi Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora possiamo fare così con le nostre mani per ricevere la benedizione da parte di Dio per questa settimana, perché tutto ciò che abbiamo desiderato sulla vita, sull'anno di Franco e di Benjamin possa riempire anche la vita di tutti quanti noi e delle nostre case. Che la gioia, che la pace, che l'amore, che la prosperità, che tutto il meglio che Dio ha da offrirci possa riempire la vita di tutti quanti noi. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.